Il villaggio di Surbale, indagato a partire dagli anni 30, consta attualmente di circa 70 capanne distribuite su un crinale ad 890 metri sul livello del mare. Le capanne, rese in granito locale e appoggiate alla roccia affiorante, si compongono di macigni poligonali legati con la tecnica a sacco e rincalzati da zeppe, ove la forma dei conci non permetteva dei filari ordinati. Prevalentemente si mostrano di forma circolare, con gli ingressi rivolti ad oriente. Il pavimento si mostra imbattuto di argilla o in alcuni casi lastricato in granito, e sovente vi si trovano i focolari racchiusi da ghiere in pietra e ribattuti nel fondo. All'interno delle strutture è possibile osservare una ripartizione degli spazi operata a contramezzi e si è potuto attestare l'uso di intonaca in argilla e coibentazione con lastre di sughero e stuoie. Nello studio di una capanna colta da incendio si è potuto inoltre elaborare che le capanne presentavano un alzato in granito e una travatura di legno a costituire la base del tetto. Coperto di frasche, quest'ultimo non aveva solo i pali portanti, perché tra questi erano inserite in maniera orizzontale delle assi a mo' di fermo. Infine tutto l'impianto veniva ricoperto e impermeabilizzato da argilla, a cui probabilmente erano sovrapposte delle lastre di pietra, proprio come si presentano ancora tuttora le pinnette. Il materiale rinvenuto, dai tegami con coperchio alle brocche ascoidi, dalle fusaiole ai numerosi contenitori, ci permette di inquadrare un contesto frequentato e vissuto con soluzione di continuità almeno dal XVI sino all'VIII secolo a.C.